Forse Renzi non ha a cuore l'Italia. Sferzante Lorenzo Bruniera, presidente della latteria Soligo, con il capo del governo, ieri in un convegno Soligo sull'identità, qualità e sicurezza dei prodotti caseari e del latte. Renzi viene nel Trevigiano e anziché andare da chi produce e soprattutto lavora latte veneto italiano, visita chi tratta in proporzione molto latte straniero, e questo nell'assordante silenzio della Coldiretti e alla faccia del chilometro zero. Forse il Presidente del Consiglio, che di certo non ha a cuore l'Italia, ha deciso di rendere omaggio al caseificio che nel nostro territorio acquista il maggior quantitativo di latte estero, con buona pace dei produttori veneti italiani, e tutto con il silenzio assordante della mia coltivatori diretti alla faccia del chilometro zero. Nel meeting organizzato a Soligo si è ragionato con esponenti nazionali ed europei sulla qualità e sulla sicurezza alimentare, obiettivo che Latteria Soligo sta perseguendo con grossi investimenti. È stata presentata una sofisticatissima tecnologia all'avanguardia a livello mondiale che misura con precisione il contenuto di gas dentro i contenitori alimentari sigillati, usando la spettroscopia laser. Il progetto Safety Pack ti permette di controllare il 100% delle confezioni nel nostro caso, e in questo progetto è confezione di mozzarella per pizza. Andiamo a controllare se il tenore di ossigeno non supera un livello minimo che è del 3-4%.